Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Ragazza di 15 anni esce da scuola e si impicca, la tragedia a Piazza Armerina, si indaga per istigazione al suicidio, tra le ipotesi c'è quella del revenge porn. Vogliamo l'acqua. Davanti al Palazzo d'Orléans la protesta di cittadini e associazioni delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento esasperati per la grave crisi idrica. Una delegazione incontra Schifani. Notte di paura a Comiso, un boato sveglia i residenti, esplode un ordigno davanti a un'agenzia di pompe funebri, danneggiate le abitazioni limitrofe, nessun ferito. È doloso l'incendio scoppiato al Policlinico di Palermo, paura per il rogo nel reparto di ostetricia e ginecologia, indagini in corso. Calcio, partita spartiacque per il Catania che giocherà domenica a Crotone. La gara dello Scida in diretta e in chiaro su Telecolor. In Serie B venerdì trasferta a Frosinone per il Palermo. Bentrovati, si indaga a Piazza Armerina per ricostruire gli ultimi momenti di vita di una quindicenne che si è tolta la vita impiccandosi con una corda dell'altalena. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, centinaia di messaggi di cordoglio sui social. Sentiamo Orazio Longo. Una città sotto shock, così si presenta Piazza Armerina nell'Ennese dopo la tragica notizia del suicidio di una giovanissima, una ragazzina di 15 anni che si è tolta la vita impiccandosi con la corda di un'altalena nella casa di campagna di famiglia. Centinaia di messaggi di cordoglio sui social, il sindaco Nino Cammarata parla di ferita che lascia un vuoto profondo. Oggi è il momento del cordoglio, scrive in un post, ma sarà necessario come comunità riflettere insieme su quanto accaduto. Quello che stanno facendo in queste ore gli inquirenti, indagini per cercare di capire se dietro al suicidio ci sia un travaglio indotto da una o più persone che avrebbero fatto vivere alla giovane un momento di grande difficoltà o di vera e propria prostrazione, una qualche forma di bullismo culminata nel drammatico gesto. Per questo stanno ascoltando amici e compagni di scuola, parenti e insegnanti mentre si apprestano a passare al setaccio telefoni e supporti informatici. Sotto osservazione le chat e i messaggi alla ricerca di tutto ciò che possa fare luce sui tormenti della ragazzina che si era trasferita dal nord Italia con la famiglia solo qualche mese fa. Niente viene al momento escluso dagli investigatori, si segue tra le altre anche la pista che l'avrebbe potuta vedere vittima di una illecita condivisione pubblica di immagini private e intime. La procura di Enna ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di istigazione al suicidio. A scoprire il corpo della ragazza che era uscita in anticipo da scuola, frequentava l'istituto superiore, è stata la madre, di rientro dal lavoro. Inutili soccorsi, con il medico a bordo dell'ambulanza che ha provato a rianimarla per oltre mezz'ora. E parliamo adesso della crisi idrica. La Regione incontra i cittadini di Enna, Caltanissetta e Agrigento che hanno manifestato davanti Palazzo d'Orléans. Pozzi, autobotti e reti idriche, le priorità degli interventi. Roberta Lunghi. La perforazione di nuovi pozzi, l'acquisto di autobotti e vari interventi sulle reti idriche grazie a stanziamenti di circa 100 milioni di euro complessivi, il rifacimento delle reti idriche nelle città di Agrigento e Caltanissetta. Eccoli gli interventi assicurati ai manifestanti di oggi davanti Palazzo d'Orléans, cittadini e associazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, dall'assessore regionale dell'energia Roberto Di Mauro, il capo di protezione civile regionale Salvo Cocina, il capo di gabinetto della presidenza della regione Salvatore San Martano, che hanno incontrato le delegazioni proprio dopo i cori vibranti davanti Palazzo della Regione. Con l'innaffiatoio facciamo le docce per risparmiare l'acqua. Scusi il francesismo, incazzate, perché non è normale nel 2024 avere l'acqua ogni 6 giorni solo per l'incapacità e l'inadempienza di gestori. Assicurare la disponibilità di acqua a tutti i siciliani e alle attività produttive è una priorità assoluta del mio governo e continuiamo a lavorare senza sosta per questo. Ha commentato così il presidente della Regione Renato Schifani, non presente alla riunione perché impegnato in aula all'ARS per l'esame del disegno di legge sulle variazioni di bilancio. È stata inoltre ribadita la determinazione del governo Schifani a riattivare attraverso procedure d'urgenza i 3 dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e installare 3 moduli temporanei di dissalazione entro giugno. Nella zona del Foce del fiume Salso, in territorio di Licata, in provincia di Agrigento, la Regione ha avviato i lavori che si sono resi necessari dopo le alluvioni e le mareggiate del 19 e 20 ottobre. La forte erosione della costa mette infatti in pericolo il vicino depuratore di acque reflue di Contrada Ripellino.
Esplosione davanti a un'agenzia di pompe funebri a Comiso, tanta paura perché sono state danneggiate le abitazioni limitrofe, ma per fortuna nessun ferito. Il boato però ha svegliato i residenti. Indaga la polizia. Veronica Barbarino. Paura nella notte a Comiso. Un ordigno esplosivo è stato collocato da ignoti davanti alla porta d'ingresso di un'agenzia di pompe funebri in via Attilio Regolo. L'esplosione ha creato un forte boato e allarmato in molti cittadini della zona. E a voi che cosa ha causato? Io avevo la macchina qua parcheggiata e mi ha rotto il parabrezza. E a casa? E i vetri di là sopra tutti li ha rotto. L'ho sentita in campagna, ma nel Mureccà ci sono 1,5 chilometri. Erano le 2 meno un quarto. Le fiamme hanno subito avvolto i locali al piano terra, dove si trova l'agenzia, e l'onda d'urto ha causato la rottura dei vetri degli appartamenti limitrofi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Partendo dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi. E paura al Policlinico di Palermo per un incendio che è divampato nel reparto di ostetricia e ginecologia. I vigili del fuoco hanno accertato che il rogo è di natura dolosa. Lorena Dolci. Quando ha visto il fumo e le fiamme che stavano invadendo il reparto che ospita gestanti e neonati, il vigilante del Policlinico di Palermo in servizio a ostetricia e ginecologia non ci ha pensato 2 volte. Ha cercato di spegnere il fuoco, evitando il peggio, ma è rimasto intossicato ed è ricoverato in codice giallo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno poi domato l'incendio, facendo una inquietante scoperta. Le fiamme erano partite da un mucchio di stracci imbevuti di liquido infiammabile, lasciati in un cestino dello spogliatoio del personale. Un incendio di chiara origine dolosa. E c'è un precedente. Alcuni giorni fa un altro rogo era divampato negli ex locali del centro qualità rischio chimico che fa capo a Villa Sofia Cervello, ospitati per anni al Policlinico ma in via di trasferimento. Dentro c'erano ancora costosi macchinari che dovevano essere portati nella nuova struttura. Se si dovesse scoprire che anche quello è stato appiccato dolosamente, si allungano ulteriori ombre sulla gestione del centro, visto che ci sono voluti 8 anni per completare il trasferimento di quello che in tanti hanno definito il laboratorio degli sprechi, con macchinari costosissimi fermi e mai utilizzati. Il femminicidio di Lorena, 40, Furcisicolo. Il ministro Nordio vuole vederci chiaro e acquisisce gli atti. Con il nuovo processo deciso dalla Cassazione, infatti nel luglio scorso, l'omicida potrebbe vedere cancellato l'ergastolo inflitto al primo giudizio d'appello grazie a quella che è stata definita l'attenuante da stress da Covid. Francesco Triolo. Le carte del femminicidio di Lorena 40 finiscono sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'acquisizione degli atti è stata decisa dopo l'interrogazione parlamentare della senatrice messinese di Italia Viva Daphne Musolino sul nuovo processo a carico dell'ex compagno della ragazza Antonio De Pace. Il ministro Nordio ha quindi chiesto una relazione alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che si sta occupando in seconda battuta della vicenda per la mancata concessione delle attenuanti generiche nel primo giudizio. Lorena 40, la studentessa di medicina originaria di Favara nell'Agrigentino, fu uccisa nel marzo del 2020 a Furcisicolo dall'infermiere calabrese reo confesso Antonio De Pace in piena pandemia. De Pace, proprio con il nuovo processo a Reggio deciso dalla Cassazione nel luglio scorso, potrebbe vedere cancellato l'ergastolo inflitto al primo giudizio d'appello a Messina grazie a quella che è stata definita l'attenuante da stress da Covid-19. Secondo la Cassazione, infatti, i primi giudici d'appello che a Messina gli inflissero l'ergastolo non avrebbero valutato adeguatamente il contesto in cui maturò il femminicidio, cioè la pandemia, un orientamento, quello della Cassazione, che a luglio aveva provocato una vera sollevazione nazionale e che nella sua interrogazione parlamentare al ministro Nordio la senatrice Musolino aveva bollato con parole durissime. Una inchiesta del quotidiano La Sicilia fa emergere il sistema opaco dei fondi per lo spettacolo e gli eventi erogati ad associazioni appena nate o a pochi fortunati, tutto senza evidenza pubblica e in nome della promozione turistica. Ai nostri microfoni Mario Barresi, il giornalista autore dell'inchiesta, assieme a Luisa Sant'Angelo. Sentiamo Eva Spampinato.
Io partirei proprio dai numeri, c'è un ristrettissimo elenco di poche associazioni, 80 circa, che cuba finanziamenti per circa 8 milioni e stiamo parlando soltanto di eventi e organizzazioni legate a spettacolo, musica, teatro, con affidamenti diretti senza criteri oggettivi. Oggi sulle pagine del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi e Luisa Sant'Angelo firmano una inchiesta che fa luce su un sistema quantomeno opaco che dai palazzi della regione eroga finanziamenti per spettacoli ed eventi ad una cerchia magica di amici senza evidenza pubblica con la scusa della promozione turistica. La forma è anche sostanza e quindi c'è questo sistema che con diciamo, la scusa della promozione turistica, anche se poi mi dovrebbero spiegare che incremento turistico può portare alla sagra dell'arancino di Rocca Cannuccio, si finanziano i soliti noti. Dall'altro lato ci sono circa 300 associazioni che prendono la metà, quindi dividendosi le briciole all'interno del FURS, che è il fondo invece dove ci sono dei criteri oggettivi, tra i quali quelli di essere in attività da 3 anni. L'inchiesta del quotidiano catanese svela nomi e numeri in un groviglio di interessi fra associazioni, agenti e comuni. Adesso siamo alla vigilia della sessione di bilancio all'ARS, dove già sono stanziati 3 milioni e mezzo nel DDL del governo per iniziative vagamente di promozione turistica e probabilmente il rischio è che ci sarà un altro assalto alla diligenza. Un vero e proprio deposito di scooter rubati è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio a Catania. Il deposito si trova nei pressi di piazza Carlo Alberto, non raggiungibile dalle auto e quindi ritenuto meno esposto a sguardi indiscreti. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'America ha scelto Donald Trump, è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, dalle guerre all'economia, passando per i rapporti con l'Europa. Abbiamo fatto un mini sondaggio sulle aspettative dei siciliani, cosa ne pensano. Per molti intervistati non cambierà nulla. Tonino De Mana. Seguendo in diretta le elezioni americane? Sì. E chi ha vinto? Trump. Donald Trump è il 47esimo presidente americano e torna alla Casa Bianca dopo aver battuto Kamala Harris. Un successo, quello del tycoon americano, certificato dai numeri con le schiaccianti vittorie in Pennsylvania, North Carolina e Georgia. Cosa cambia adesso? E soprattutto, quali sono le aspettative dei siciliani? Lo abbiamo chiesto a caldo in un mini sondaggio a Catania. Io temo che purtroppo andremo a peggiorare la situazione mondiale, perché di certo non è una persona che cercherà di risolvere i conflitti, anzi tutt'altro. Io lo approvo, secondo me, perché è molto meglio di Biden. Non cambia nulla perché secondo me si torna indietro, però poi parleranno secondo me i fatti. Per l'Europa secondo me non cambia niente, perché per come siamo messi ora, se non ci diamo una svegliata ideologicamente sarà lo stesso, o Harris o Trump. Secondo me dobbiamo darci una svegliata noi. Gli americani rimpiangeranno Biden? Assolutamente no. In campagna elettorale ha detto: io in 24 ore fermerò la guerra in Ucraina, e adesso? E adesso penso che non sia vero, penso che la guerra continuerà come continua anche in Palestina. Sul fronte delle guerre spero che migliori qualcosa, perché finora abbiamo visto un po' di passività in merito. Dicono che comunque non ci dovrebbero essere guerre, però non ne ho idea. L'America ha scelto, il mondo adesso guarda con interesse e curiosità al Trump bis. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. L'autunno in Sicilia, tra tuffi a mare ed escursioni, arriva il nuovo spot della regione per incentivare la destagionalizzazione. Lorena Dolci. Prendi un gruppo di giovani turisti che abbandona il freddo del nord Europa e gode in libertà del nostro clima. Si chiama Estate Infinita, si legge destagionalizzazione. L'altra faccia del caldo e della siccità che asseta cittadini e campagne siciliane fa sorridere i pallidi visitatori in cerca del sole. Con il nostro autunno qui si apre lo spot della regione che mostra tuffi fuori stagione e mare blu tra le bellezze senza tempo dell'isola. Vivi la Sicilia tutto l'anno è la campagna promozionale che la regione siciliana ha realizzato
personalizzato per attirare turisti anche nei mesi di bassa stagione. Un obiettivo da sempre inseguito, ma che si scontra puntualmente con i mogugni degli operatori che non ce la fanno da soli a sostenere l'apertura tutto l'anno di hotel o stabilimenti balneari. Ci aspettiamo molteplici e tangibili benefici, promette questa volta Schifani, per uno settore da sempre trainante per la nostra economia. Uno spot destinato all'Italia, all'Europa e ai paesi extra Unione Europea, diffuso per 8 settimane su piattaforme di diversa natura. La campagna punta soprattutto a Francia e a Germania, ma anche a Regno Unito e Stati Uniti. Se a novembre sarete nella Grande Mela, vedrete passare questo spot anche sul mega display di Times Square, dal romantico autunno a New York al caleidoscopico autunno in Sicilia. Con Atlantide torna in Italia dopo 2 anni di concerti in giro per il mondo Alberto Urso, dalla vittoria ad Amici ai successi nelle radio italiane con il suo canto pop lirico. Sentiamo Desiree Ferlito. Nel 2022 la sfida oltre confine. Alberto si unisce ai canadesi The Tenors, uno dei gruppi musicali più importanti a livello internazionale, potendo così portare la propria musica in giro per il mondo. E adesso una brevissima pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, la partita di domenica sa già di spartiacque per il Catania che giocherà a Crotone. I rossazzurri devono ritrovare la via del gol dopo gli sprechi con il Messina. La gara dello Scida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Marco Carli. Ritrovare la strada del gol, l'obiettivo più importante del Catania nella prossima partita con il Crotone. I rossazzurri fino ad ora sono a quota 15 realizzazioni totali, di cui solo 4 in casa. In trasferta invece gli etnei hanno trovato la via della rete in 11 occasioni, un dato incoraggiante in vista della partita dello Scida. I rossazzurri distaccati 9 punti dal Benevento capolista pagano indubbiamente la frenata di questa fase di stagione, quando il calendario paradossalmente sembrava più facile, gli etnei hanno invece rallentato. La cosa, che da un lato stupisce, è spiegabile tatticamente. Al netto degli erroracci individuali visti col Messina, il Catania soffre in questa fase quando gioca contro squadre chiuse, soprattutto da quando sono assenti i centrocampisti chiave in grado di rompere il gioco avversario. E in tal senso è incoraggiante vedere Sturaro che lavora per provare a rientrare nel più breve tempo possibile. Per lo Scida tornano Quaini e Guglielmotti, c'è anche De Rose pronto a giocare qualche minuto a Crotone, così come D'Andrea, anche lui alla ricerca del gol perduto. Già, perché i dati parlano di un Catania comunque pericoloso, ma gli sprechi sono stati tanti, soprattutto con il Messina. Si lavora dunque per trovare la quadra in attacco. Ci proverà Toscano contro un Crotone che proviene da 5 risultati utili consecutivi. Squadra che rispetto al Catania cerca maggiormente il tiro da fuori. Difensori e portieri avvisati, anche se in questo caso i dati parlano a favore degli etnei, terza miglior difesa del girone con 9 gol subiti. Crotone-Catania sarà ancora su Telecolor. Seconda partita consecutiva in chiaro. Dopo il derby con il Messina verrà trasmessa in diretta la partita dello Scida, in programma domenica alle 19.30. 4 ore live a partire dalle 18.30 con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti, il racconto del match e un ricco post-gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Il Palermo, dopo la sconfitta interna con il Cittadella, prepara la trasferta dello Stirpe contro il Frosinone e Dionisi in conferenza stampa ha detto: siamo arrabbiati. Marco Gullà. 3 giorni dopo la disfatta casalinga contro il Cittadella e 2 giorni prima dell'anticipo con il Frosinone, l'allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, prova a tirare fuori l'orgoglio. Sa che l'obiettivo stagionale è la promozione in Serie A e sa che i 16 punti racimolati in 12 partite sono pochi, come pure che la distanza dal primo posto, occupato dal Pisa a quota 27 punti, sembra ormai abissale. Siamo arrabbiati e lo sono, perché le cose non stanno venendo per quello che stiamo facendo, per quello che stiamo producendo, per come ci stiamo allenando, perché se prima dovevo spingere per far di più, ora dobbiamo spingere per essere più efficaci in tutte le zone del campo, perché realmente abbiamo concesso anche poco ma abbiamo preso gol, quindi vuol dire che di squadra potevamo lavorare meglio per non concedere quella situazione pur avendo concesso poco.
quindi rimarcare un errore forse delle volte non è la cosa migliore, però andare a cercare di migliorare dove si può migliorare, quello sì, perché noi di miglioramenti ne dobbiamo fare. Sono qui per fare la storia del Palermo, ha aggiunto Dionisi, che al di là di come finirà il match di venerdì allo Stirpe non rischia l'esonero. Il tecnico in avanti potrebbe tornare a schierare Brunori dal primo minuto con Insigne e Di Francesco. In difesa non dovrebbe esserci Nicolau, al centro dovrebbe essere confermato Nedelciauru, con al fianco Ceccaroni. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.